Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Va ora in onda l'altra metà della radio. Parità di rassegna. Conduce Laura Ravetto. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buon pomeriggio, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è l'altra metà della radio, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, lunedì 24 di marzo dell'anno del Signore 2025. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online. I nostri riferimenti 340 670 9659 se volete dire la vostra attraverso la zappa o WhatsApp che dir vogliasi, oppure 0292947222 per il telefono. E per finire il mio più devoto e omaggiante saluto alle mie due castellane, la castellana Sveva e la castellana capitana, perché è padrona di casa, Laura Ravetto. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Antonino e buon pomeriggio Sveva. Come stai Antonino? Ma diciamo che siccome sono un po' meteoropatico, oggi c'è il sole, quindi nettamente meglio, direi. Anch'io sono meteoropatica. Senti, allora Antonino, sicuramente oggi iniziamo con un'affermazione, che i maschi di sinistra questo weekend hanno dato il loro meglio, Decisamente, guarda, specie quello a cui quando era in collegio ho fatto la supercazzola, Romano Prodi, e se la beve pure. Senso? In che senso quando eri in collegio hai fatto la supercazzola? Perché io ho studiato nello stesso collegio di Prodi, l'Augustinianum accanto all'Università Cattolica. Nel 2002 io ero alla fine della permanenza in collegio e venne lui con quelli dell'annata 1962 a festeggiare i 40 anni di laurea. E allora alla fine passò in rivista la truppa presente, no? Tutti ingiacchettati, incravattati, mo lei di dov'è, come sta, quella. Insomma, parlando qualcuno disse una cosa sul Canada e allora io gli dissi, io sono un cittadino canadese, mo bene, mo lo sa che vado la prossima settimana? Ho detto io, sì, va per i 25 anni del CERT, il Trattato Europa-Canada. Mo cazzo! Prodi che dice cazzo, cara Laura, ti garantisco che è un'esperienza mistica. Ridi, io ti sto raccontando vita vissuta. No, bello, però mi fa ridere il Prodi che dice cazzo. Vabbè, e quindi? Oh cazzo, ma come fa a saperlo? E io, presidente, come fosse andare la supercazzola ostantinata via internet, mi informa. Lui restò così, mi strinse la mano, bravo, continui pure così, e passò oltre. Io ero viola dalle risate. Se la beve. Dai, comunque diciamo che invece in questo caso non si è distinto per una cosa positiva. No, in questo caso lui, purtroppo né il suo no. collega Bertinotti, ecco, mettiamola così. Sì, appunto, lancio di oggetti, sai, mi ha dato molta tristezza perché ho pensato alla buonanima di Aldo Moro, visto che è il 24 di marzo e siamo in pieno periodo appunto del sequestro Moro. Moro, quando volavano i calamai in Parlamento e c'erano le risse, l'unica cosa che diceva era non sia maleducato. Sì, ma poi ti posso dire, allora, le mie osservazioni sono due. La prima è che appunto questo piedestallo moralista che si è costruita la sinistra negli anni è sempre più demolito, perché obiettivamente adesso, al netto poi delle ricostruzioni che vengono fatte da una parte o dall'altra, dalla giornalista nel caso di Prodi o da Prodi stesso, rimane comunque il fatto che se uno ascolta il video, vede i video, vede di fatto che Prodi ha trattato questa giornalista, diciamo, non senza dubbio con rispetto, e lo stesso Bertinotti, che
insomma di minaccia così, forse pensa di essere simpatico, di tirare oggetti addosso alla Meloni, ecco, diciamo che se l'avesse fatto qualunque politico di centrodestra adesso avremmo i girotondi antipatriarcato in tutte le città. La seconda cosa che mi ha lasciato veramente interdetta, neanche una parola delle donne di sinistra che fanno le iperfemministe, anzi mi ha fatto un po' tristezza vedere il lancio da parte di Letta dell'hashtag io sto con Romano, ma questa non è una partita uno contro l'altro, questo è riportare educazione e rispetto, guarda, lascia la mia prospettiva, uomini nei confronti di donne, poi c'è il tema politico verso il giornalismo, verso la libertà di stampa, ma anche uomini nei confronti delle donne, diciamolo. Ma guarda, ti dirò una cosa. Quando si fa un mestiere, gli esseri che lo praticano dovrebbero diventare senza sesso, ma il fatto che essi siano senza sesso e quindi debbano essere trattati con il massimo riguardo verso la loro professionalità, non tanto verso il fatto di essere uomo o Certo. donna, non esime in ogni caso dal rispetto, perché allora l'aggravante non è solo che tu hai mancato di rispetto a una persona che svolge un mestiere in maniera professionale, ma ancor più grave, l'hai offesa doppiamente perché è una donna. E aggiungerei anche un'altra cosa. C'è modo e modo di rispondere alle domande. Ci sono domande che possono essere insolenti, ci sono domande che possono essere stupide, alcune possono essere provocatorie, altre maleducate e così via. Però resta un fatto. Appunto, siccome c'è modo e modo per rispondere alle domande, tu puoi anche fare una battuta, puoi anche rispondere e dire non ho voglia di rispondere se proprio non vuoi commentare, ma non puoi trattare in un modo così, come posso dire, quasi che stessi facendo la rampogna a una bambina maleducata. Con superiorità, come se gli altri fossero inferiori a te. Questo è quello che viene trasmesso, superiorità. Diciamo che questa patente di superiorità la sinistra proprio ormai non ce l'ha più. Però ecco, ho trovato scandaloso che tu immagina una Boldrini, no? Se fosse successo, non so, che un politico di centrodestra, diciamo un Ignazio La Russa, no? Che si sa che è scoppiettante, avesse detto quelle cose a una giornalista e poi non so, le ha solo toccato la spalla, va bene, ma l'avesse toccata. Ma secondo te la Boldrini non sarebbe uscita con una dichiarazione di fuoco? Invece in questo caso no. Che la Russa era un violento, che la Russa era un fascista, un puzzapiedi, figurati. Esatto. E quindi questo fa molta tristezza, ecco. Poi detto questo la Russa non avrebbe mai trattato così una giornalista. Ecco, la verità è che gli uomini di destra non trattano così le donne. Questo è. Guarda, io la Russa l'ho intervistato un paio di volte, è sempre stato cordiale, gentile e nel caso ti suggerisce pure l'espressione giusta se è un pezzo scritto, per cui io onestamente non l'ho mai trovato né maleducato né scortese, per cui anzi. Va bene, allora Laura, noi stiamo per entrare in contatto con la presidente, eccola qua, ed è una delle 5 fondatrici del Cantiere delle Donne, la collega Micaela Faggiani che ci parla da Padova. Lei è una giornalista che lavora con Veneto 24, la 7, ha un nutrito curriculum, ma in particolare è una giornalista che si è impegnata con questa realtà, il Cantiere delle Donne, che io trovo praticamente prodigiosa. Hanno cominciato in 5, oggi sono più di 8.000. Correggimi se sbaglio, Micaela. No, sicuramente nel gruppo Facebook, siamo circa 130 nell'associazione vera e propria dove poi ci si deve mettere a lavorare concretamente. Ecco, e lunedì scorso vi siete incontrate in quel di Montecitorio, o sbaglio? Cosa è successo? No, non sbagli. Ciao Micaela, racconta tu.
Sì, ci siamo trovati a martedì per la precisione, Martedì. grazie appunto all'onorevole Ravetto e all'onorevole Semenzato che ci hanno ospitato assieme al comune di Limena, comune della provincia di Padova, con il quale abbiamo fatto moltissime iniziative, tra le quali quello di presentare questo libro che si intitola Il rumore delle parole per Giulia e le altre, dedicato alla violenza di genere. E lo abbiamo presentato a Limera, siamo entrate in sinergia nel vero senso della parola, un po' il modus operandi del cantiere, quello appunto del lavorare in rete con l'istituzione e non solo, e quindi abbiamo deciso di portare a Roma, a Montecitorio, soprattutto i giovani del comune di Lemena e del cantiere delle donne, perché stiamo costruendo un cantiere delle donne young aperto a uomini e donne naturalmente, e abbiamo presentato il libro assieme alle due onorevoli proprio per parlare in realtà di parità di genere, di violenza di genere, di capire come assieme si può risolvere questo problema. Ecco, questo è stato un po' l'incontro di martedì, poi l'onorevole Ravetto ci dirà com'è andata. Ecco Laura, allora, sensazioni ed Guarda, emozioni? è andata benissimo perché, ripeto, questi sono momenti in cui effettivamente si fa comunicazione di cose che si fanno, no? E allora uno potrebbe dire, vabbè, ma la comunicazione, e invece è importante comunicare le cose che si fanno, e in più in questo caso si è comunicato un libro che Antonino ti invito a leggere se non l'hai già fatto, che è illuminante perché attraversa il tema della violenza di genere da tutte le prospettive. E come ho detto a Micaela, quando l'ho letto, sai, l'ho detto anche quando ho fatto l'intervento a Montecitorio, sai, certe cose pensi sempre che accadano agli altri e che tu, che ti occupi di violenza da 20 anni, non sia mai stata a contatto con niente di simile. Invece poi leggendo il libro, cose per carità non gravi, tali da violenza fisica, però sai, i passaggi sul controllo dei telefonini, il passaggio sul quante volte ti chiede un uomo dove vai, alla fine poi ripercorri la tua vita e dici ma forse è successo un po' anche a me, non ne ho preso tanto atto. Quindi è sempre importante comunicarlo, soprattutto alle ragazze giovani, in modo che drizzino le antenne, diciamo, e ai ragazzi, perché quello che mi è piaciuto di Micaela è che ha fatto parlare i ragazzi, perché come diciamo sempre anche in Radio Antonino, questa è una battaglia che si fa con i ragazzi. E ultima nota di chiusura, è stata la prima volta che nella sala stampa della Camera hanno ballato, perché Micaela si è fatta affiancare non solo da un insegnante di canto che ci ha spiegato che lei lavora molto anche con le donne vittime di violenza, perché il canto è naturalmente una ottima forma terapeutica anche di sfogo. Queste ragazze meravigliose che hanno interpretato con un breve passo di danza non comunicato, quindi siamo rimasti tutti così, un'emozione. E devo dirti che visto che in quella sala stampa si è fatto di tutto per la prima volta, no? Si è portato il primo cane, si è portata la prima cosa, noi per la prima volta abbiamo portato l'espressione del ballo. Io penso che delle ballerine in quella sala non si fossero mai viste, quindi è stata anche, diciamo, una cosa innovativa. Beh, decisamente. Però a questo punto pongo una domanda a entrambe, perché io in realtà il libro l'ho letto, cara Laura, e la Ma cosa che più lo davo per scontato. e la cosa che più mi ha colpito è stato sostanzialmente il concetto di silenzio. Ora, il silenzio può dire tante cose, tante volte si può tacere perché uno non vuole entrare in argomento, perché uno disapprova, perché uno semplicemente non ha un'opinione. Ma il silenzio di cui parla questo libro è un silenzio letale, perché è il silenzio che ingrassa i mostri. Domanda numero uno, come lo si rompe? Cioè, dov'è che una trova la forza per dire no, io questa cosa la devo denunciare? La seconda domanda che io vi pongo è questa. Questa è o no una società che odia le donne? Michaela. Micaela, vai. Allora, innanzitutto bisogna cercare di parlarne, di sensibilizzare, cosa che per fortuna si sta facendo a vari livelli, ma cercare anche di dare coraggio, un po' anche quello che è stato fatto, anche i vari incontri che stiamo realizzando
Veneto, ma non solo, appunto, hanno anche questo scopo. Io tante volte vengo avvicinata da moltissime donne che mi dicono vai avanti, andate avanti, perché anche se magari non parliamo, non vi scriviamo, noi vi seguiamo e ci facciamo forza da quello che state facendo. Quindi questo, perché poi è sempre l'esempio, no? Che aiuta sicuramente di più. Ecco, in questo senso sicuramente. La seconda domanda, ricordamela, Antonino, perché me la sono persa. La seconda è questa società odia Ah, le si donne odia le sì o no? donne. Allora, in realtà secondo me no, devo dire la verità. Certo, ci sono ancora tanti retaggi, tanti stereotipi che in realtà abbiamo anche noi donne, ci portiamo dietro anche noi donne. Quindi in realtà veramente è un'opera, secondo me, di sensibilizzazione e di educazione a 360 gradi che dobbiamo fare per cambiare proprio il nostro modo di pensare. Non penso che odino le donne. Certo, gli uomini sono forse un po' più spaventati, quello che avverto ultimamente, perché le donne hanno cominciato a farsi sentire e non solo, sono competenti, sono professionali e quindi tante volte magari insomma possono ambire a posizioni che fino ad oggi sono state solo degli uomini, ma non in quanto donne, proprio perché, e lo dicevo appunto anche martedì in conferenza, perché competenti, cioè noi donne vogliamo esserci perché siamo brave e perché abbiamo qualcosa da dire, non perché donne, ecco, io credo molto in questo. Laura? Sì, io guarda, penso che il silenzio si rompa principalmente dando la possibilità alle donne di essere indipendenti economicamente. Cioè per l'esperienza che ho io, quando la donna ha paura di denunciare, spesso perché non ha un'alternativa di casa, di vita e ha timore che andando poi a denunciare, poi dovendo tornare nella stessa casa, diciamo, dell'uomo che la molesta, le cose potrebbero peggiorare. Quindi secondo me una chiave fondamentale è sempre quella dell'indipendenza economica. Sul fatto della società che odia le donne, no, anch'io non credo che la società odi le donne, credo naturalmente che per società bisognerebbe intenderci, perché per esempio in certe aree sociali, penso dove ci sono ad esempio stringenti regole di religioni estreme come quella musulmana nella sua accezione estrema, beh, siamo vicini a questo concetto, perché siamo al concetto di donna come essere inferiore, però diciamo che nella società occidentale no. Non credo che ci sia quest'odio, però c'è un tema sicuramente, cioè che la società è stata impostata per gli uomini, nel senso che è molto più diciamo, a misura di uomo che a misura di donna. E questa cosa va un po' modificata, ma guarda, partendo dalle cose banali, che poi banali non sono. Quando io ero incinta, dopo che è nata Clarissa, dovevo allattare e non c'era un posto in tutta Milano dove io potessi andare ad allattare, se non ci sono le sale di allattamento negli ospedali che sono fuori città. Questa sembra una sciocchezza, ma non è una sciocchezza, perché una donna come me, che non è che si chiude in casa 7 mesi ad allattare, mentre invece questo era il concetto, no? L'uomo va a lavorare, la donna sta 7 mesi chiusa in casa a allattare. Io che invece uscivo, andavo a lavorare, volevo magari anche andare a fare delle commissioni da sola perché volevo prendere delle cose per mia figlia Clarissa, sai che mi sono trovata più di una volta a allattare nei camerini dei negozi, perché poi le persone sono gentili, però ecco, diciamo, è un esempio, no? Io adesso non sto dicendo che dovremmo fare i centri di allattamento in tutte le città, però forse, ecco, se la società fosse a misura di donna, in questo caso di madre, sarebbe un po' diversa, ecco. Io vedo Michaela che fa segno di sì con la testa, però poi vi dico una cosa, prego, Michaela. Perché io aggiungo un'altra cosa, io vengo, e l'onorevole Ravetto lo sa, da una conferenza stampa che si è svolta oggi in provincia di Padova, dove abbiamo parlato di una cosa molto interessante, ossia che ancora oggi esiste il doppio cognome nelle liste elettorali, ossia obbligatoriamente nelle liste elettorali una donna, se non è divorziata, anche se è separata, se è vedova, risulta con il cognome suo e il cognome del marito. Abbiamo per questo interrogato tutti i partiti politici, appunto, e abbiamo chiesto il loro impegno. In realtà ne siamo uscite bene, nel senso che tutto questo è partito da una cittadina della provincia di Padova, nostra associata, che ha fatto, tra virgolette, causa sul comune alias allo Stato, dicendo non è corretto, non è giusto che io debba avere il cognome del marito. Tra l'altro una donna regolarmente sposata, quindi ne ha fatto una questione di principio e di diritto. Quello che abbiamo detto, sì, non è una cosa che probabilmente cambia il mondo, però è una questione di libertà. È stato ribadito anche oggi da tutti i partiti e tutti i partiti si sono impegnati
nel portare al legislatore, quindi arriverà anche a Montecitorio ovviamente questa cosa, anzi me lo auguro, si sono presi l'impegno tutti i partiti politici, tra l'altro anche Olga Rilampa che è la responsabile delle pari opportunità della Lega del Veneto, perché il legislatore vada in questo senso, perché in realtà questa è una legge degli anni 60 vecchia, che insomma deve essere riattualizzata, nel senso una volta serviva per identificare la persona, per recapitare la persona, poi quello l'invito al voto. Ecco, diciamo che siamo nel 2025 e qualcosa deve cambiare e anche questo io credo che sia un percorso verso una parità di genere effettiva. Ecco, io mi volevo riallacciare. Prego, Laura. Posso aggiungere. Io mi sono sentita con Olga, infatti, prima di questo convegno, che è appunto una mia collaboratrice per il Veneto, e noi siamo assolutamente d'accordo. Adesso poi tra l'altro al Senato si sta discutendo anche la questione del doppio cognome per i bambini e faccio presente che io ne ho già usufruito anche se non c'è una legge, perché già oggi è possibile facendo una richiesta specifica e mia figlia ha il cognome sia del mio ex marito che il mio. Detto questo, con Olga, e penso che Micaela sia d'accordo, siamo sempre però attenti a una cosa: prima di tutto che ci sia la volontà della donna, nel senso che tutte queste iniziative vanno bene, poi ci sarà magari la donna che invece vuole mantenere il cognome del marito sul figlio o che vuole mantenere il cognome del marito defunto. Ecco, anche questo dobbiamo valutare, cioè secondo noi è importante l'autodeterminazione femminile senza obbligare ad una visione del mondo, perché poi si rischia l'estremo. Io per esempio sono una, ripeto, che ha dato il doppio cognome a mia figlia e se non fosse stato possibile sarei impazzita. Magari altre donne potranno fare scelte diverse, però sicuramente sono battaglie fondamentali senza perdere di vista il fatto che poi però spesso queste cose si fanno trasversalmente, anzi spesso la sinistra è sempre lì a dire ah sì bene, bravi, dai. Poi altre battaglie un po' più complicate perché ci dovrebbero dare ragione, come quando abbiamo fatto i congedi parentali volontari per i papà che loro di sinistra non hanno mai fatto, allora bipartisan non lo fanno più, allora non li votano. A me questo un po' dà fastidio, quindi io sono contenta di questi convegni trasversali, bene, bravi bis. Mi piacerebbe che in Parlamento, quando facciamo noi le cose che loro dicono da anni di voler fare, ce le votassero. Purtroppo questa cosa non la vedo. Scusate la nota polemica, ma ecco. No, io se posso intervenire, sì. infatti si è parlato proprio del fatto che come è stato fatto per i doppi cognomi per i figli, questo può essere anche appunto applicato per le donne e tra l'altro noi abbiamo fatto questa conferenza stampa anche in diretta social su Facebook ed effettivamente una donna ci ha scritto in diretta e l'abbiamo appunto nominata che lei in realtà rivendica il diritto di rimanere anche col cognome del marito. Quindi effettivamente è quello che abbiamo sottolineato, come ci deve essere la libertà di scelta. Questo è fondamentale, sia di non avere il cognome che quello di avercelo, insomma, a seconda della libertà dell'autodeterminazione delle persone. Su questo si è insistito ed eravamo veramente tutti d'accordo, ecco. Ecco, a maggior ragione allora io mi riallaccio un attimo a quello che avete detto fino a poco fa, cioè Laura sollevava il tema dell'allattamento. Mi permetto di fare un'osservazione. A me pare che in questa società una donna che allatta oggi sia uno scandalo. Cioè, non è la prima volta che io osservo delle reazioni, per esempio nei luoghi pubblici, nei ristoranti e così via. Se una donna sta allattando, a qualcuno dà fastidio. Ora, io personalmente, che una donna tiri fuori un seno e allatti una bambino, primo non c'è niente di erotico o di concio, secondariamente non c'è niente di volgare, perché alla fine è la madre, la maternità, è quello che siamo stati tutti quanti noi. Trovo questa strana stortura. Siamo in una società ipersessualizzata in cui il corpo delle donne viene mostrato in qualsiasi modo, luogo, forma, in cui anche sul concetto di donna stessa si fanno discussioni di vario genere. Marrazzo l'altro giorno sul Corriere della Sera: ai miei tempi era un tabù andare con una donna trans. Insomma, io credo che tra voi due e una trans ci sia una certa differenza, però voglio dire, noi siamo in una società in cui facciamo tanto quelli che no, non siamo moralisti, non siamo bacchettoni, però una donna che allatta, cavolo, però potrebbe anche coprirsi. Insomma, questa è
Questo è il primo controsenso che vi voglio offrire. La seconda cosa, sempre a proposito della società ipersessualizzata e del corpo delle donne, questa settimana è stato il caso di questa maestra veneta in un istituto cattolico, eccetera, eccetera, 1.200 euro al mese, però mostrando le sue grazie o le sue vergogne, come dicono in Calabria, o come dice anche Dante, su OnlyFans, dice: io nel giro di una giornata faccio quanto guadagni in un mese. È stata sospesa dall'insegnamento. Ora, anche qui, dove sta il giusto mezzo? Perché mentre lei quei 1.200 euro che le fanno così schifo li prende nel giro di mezz'ora, un'ora, eccetera, eccetera, magari c'è qualche ragazza di 18-20 anni che non ha intenzione di mettere le tette al vento e quei 1.200 euro se li vuole sudare. Dove sta il giusto mezzo, secondo voi? Ma inizio io, poi sentiamo Micaela. Allora, hai fatto bene a porre queste due domande, perché le risposte a queste due domande potrebbero sembrare contraddittorie tra di loro e non lo sono. Nel senso, come sempre, sei molto sottile. Nel senso che io mi sono espressa su entrambi i casi, sia sul caso dell'allattamento in passato, sia sul caso pubblicamente di questa maestra. E nelle due risposte che ti darò, sembro probabilmente nella prima non retrograda e nella seconda mi presto alla strumentalizzazione di dirmi ma allora sei retrograda, e invece così le esplicito. Sulla prima ti do totalmente ragione, cioè parliamoci chiaro, l'esibizione non è piacevole, no? Magari se una coppia è al ristorante in cena romantica e io mi fossi messa lì di fianco con Clarissa ad allattarla mentre mangiano, posso capire, cioè, c'è modus in rebus, no? Ma di solito cosa fa una donna? Si sposta, si mette in un angolo, si mette una pashmina, cioè voglio dire, le modalità ci sono e indubbiamente tu hai ragione, cioè la donna nella nostra società, se si offre come oggetto sessuale, possibilmente di disponibilità maschile, può mostrare tutto e vai giù di like sulla rete, su Instagram. Se si mostra nella sua nudità in una cosa, diciamo, di atto di maternità e quindi non nell'offerta sessuale, allora è la vergogna. Questo è totalmente misogino, totalmente retrogrado, no? Quindi se tu hai la libertà corporea, ce l'hai sempre a maggior ragione in un atto nobile qual è l'allattamento. Allora uno dovrebbe dirmi allora la stessa cosa della maestra, suo ne fa quel che vuole. Sai perché ti dico di no? Perché quella è una vendita al corpo, è una vendita. Ma perché non possiamo iniziare a dirlo? È prostituzione digitale. Poi uno può decidere di farlo, però non è che lo dobbiamo ammantare di atto liberatorio femminile. Cioè io ho letto dei commenti assurdi su sta maestra, della serie brava, il corpo è tuo, fai quel che vuoi tu. Ma di che stiamo parlando? Cioè il corpo è tuo e quindi lo vendi? Ma no, ma cioè, per una pletora di maschi assatanati? Cioè, ma sai quante donne di sinistra ho sentito dire che era un atto di emancipazione? Cioè, io sono una liberale, per me una può fare quel che vuole, però non vendetemelo come un atto di emancipazione, perché quella è prostituzione online, cioè è vendita. E io sinceramente questa cosa spero che mia figlia o altre bambine non la facciano. Quindi liberi tutti di fare quello che vogliono, libera io però di dire quella roba lì non è un atto di emancipazione, ma è vendere se stessi. Vi chiedo 10 secondi di pausa perché siamo alle 15:31, poi sentiamo cosa ne pensa la collega Micaela Faggiani, presidente del Cantiere delle Donne. A tra poco. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Ecco, rieccoci. Tra l'altro questa è una rassegna stampa totalmente al femminile perché abbiamo anche una regista, la nostra Sveva, che ci segue appunto dal banco di regia. Allora, Michaela, ripeto anche a te, ripongo anche a te la domanda per chi si fosse sintonizzato solo adesso. Appunto, allattamento, siamo in una società ipersessualizzata, però se la donna allatta è un problema. E poi il caso della maestrina
veneta, appunto, che però quei 1.200 che prende facendo l'educatrice se li fa in mezz'ora su OnlyFans. Prego. Allora, non sono due questioni semplici. Allora, io vi faccio l'esempio di mio figlio, un figlio di 19 anni, il quale l'anno scorso mi dice: mamma mia, ma ti rendi conto? Questa era lì, si è messa ad allattare. E io, che l'ho istruita alla parità di genere effettiva, gli rompo anche le Sei scatole, mi dice svenuta! basta con queste cose delle donne. Io ho detto, ma guarda che è una cosa normale, cioè è un'esigenza tra l'altro naturale quella di allattare. Che problema c'è se si mette tra l'altro in un angolo e si mette ad allattare? Tu non ti dovrebbe dar fastidio, ecco. Se pensa così un ragazzo di 19 anni, torno sempre ai famosi stereotipi che abbiamo e ha dei problemi veramente, diciamo, atavici. Perché dà così fastidio? È veramente una cosa naturale e probabilmente lei si è messa così alla mercé di tutti perché non c'era uno spazio. Ritorniamo sempre alla questione di prima. Quanto alla maestra, io mi sono posta questa questione. Io poi nella vita ho studiato filosofia, quindi mi faccio sempre un sacco di domande, magari a volte non ho la risposta. Dico, mamma mia, magari era una brava maestra. Infatti molti genitori hanno detto, ma no, rimani. Effettivamente io mi faccio un'altra domanda, ma è un peccato che debba fare questa cosa che anch'io trovo abbastanza aberrante, soprattutto perché lo fanno le ragazzine per pagarsi magari il cellulare o i trucchi o qualcos'altro. È triste sapere che per sbarcare il lunario, oltre a fare la maestra, debba fare questa cosa. Ecco, quindi io mi sono messa nei panni della donna che deve fare questa cosa, che deve o ha scelto Sì, di fare però questa cosa. Ecco, Micaela, scusa se ti interrompo, per carità, Prego. tutto vero, gli insegnanti dovrebbero essere pagati di più, ma sono certa che ci sono altri modi per fare i soldi senza Certo. far vedere il culo e le tette su internet, perché poi questa è la favola poverina, ma insomma ci sono alternative, No. Io trovo donne con grande dignità che hanno magari fatto delle imprese in proprio, cioè noi stesse siamo un esempio, cioè io mi sono fatto un mazzo così per arrivare dove sono, sarebbe stato più semplice forse mostrare una Io chiappa concordo sulla con quello che rete. assolutamente Ho dici. preferito farmi un mazzo così. Poi siamo d'accordo che le maestre siano pagate poco e dovrebbero aumentare gli stipendi, che però poverina debba fare ste robe per campare, anche no, scusa se mi permetto, ci sono altre vie per campare. D'accordo, ti dico, io personalmente non farei mai questa scelta. Questa persona, ecco, io spero solo, e lo vedremo penso tra qualche tempo, che alla fine non finisca su Grande Fratello, su qualche altra trasmissione televisiva, perché questa cosa le ha dato anche una certa notorietà e quindi utilizzerà questo per arrivare da altre parti. Ecco, dal punto di vista femminile questo lo trovo ulteriormente aberrante. OnlyFans è una cosa su cui dovremmo riflettere tutti, soprattutto per le ragazzine e i ragazzi, e questa mercificazione del proprio corpo. Si dice spesso che appunto adesso non ci siano, i giovani siano più disinibiti di noi, però è veramente triste che utilizzino il corpo per arrivare o per avere dei soldi. Questo credo che su cui, cioè, bisogna assolutamente rifletterci, soprattutto per i più giovani, ecco, questo sicuramente. Ma sono d'accordo con se mi Micaela posso e permettere, soprattutto sì. sono d'accordo con Micaela, soprattutto sugli utenti, perché così come, ripeto, non mi sento di dire poverina questa che è costretta a mostrare il culo, perché non mi sento di dirlo, scusate, però nello stesso tempo ha ragione Micaela, ma riflettiamo su chi vuol vedere sto culo, perché il problema non è tanto e soltanto di chi poi si presta a questo, ma il fatto che c'è una domanda di questo. Allora, chi c'è lì dietro? Perché poi sembra sempre, tutti conosciamo, no? Le persone, interagiamo con 1000 persone al giorno, ma se fa questi numeri quello l'OnlyFans, allora ci sarà qualcuno tra di noi che conosciamo che ci va sopra. Ora io, oltre a preoccuparmi di chi si presta a questo, che ripeto secondo me è una vendita, mi preoccupo anche di chi compra. Cioè, quindi mi comincio anche a fare delle domande sulle persone che frequento, perché evidentemente il tema culturale va fatto non soltanto sulle nostre figlie a dire guarda che quella cosa è sbagliata da fare, ma anche sui nostri figli maschi a dire guarda che andare su OnlyFans a vedere le tette e i culi non è una cosa buona, perché dove c'è un'offerta c'è una domanda, purtroppo. Indubbiamente, aggiungerei anche un'altra cosa. A questo punto però io vorrei capire una cosa da voi due, visto che alla fine ci giriamo in tondo, almeno io e Laura ci confrontiamo su questo da 2 o 3 anni, allora forse è giunto il tempo di porre la domanda delle domande.
All'inizio, quando io ho conosciuto Micaela, quando mi è stata presentata e mi è stato presentato il cantiere delle donne, ho detto: oddio, sono arrivate le femministe che dicono maschio, stai per essere distrutto come negli anni 70. In realtà il discorso non era propriamente quello, per fortuna. Ma allora la domanda è oggi: chi è il maschio e chi è la femmina? Cioè, che cosa li contraddistingue? Perché, per citare Rino Gaetano, no? Non te regge più. Il maschio forte, la sposa in bianco, non te regge più. E allora cosa reghiamo? Michaela. Chi è il maschio e chi è la femmina? Cioè, Sono... esistono ancora maschi e femmina? O Sì, siamo arrivati alla confusione, diciamo così, dei corpi come nella mitologia greca? no, esistono ancora maschi e femmine anche biologicamente parlando, questo sicuramente. Credo che ci possano essere delle persone che non si riconoscono nel corpo della donna, nel corpo del maschio e su questo io ho massimo rispetto. Però esistono ancora i maschi e le femmine, ma lo vediamo tutti i giorni da tutte le cose, ma comunque... diciamo che le famose le donne vengono, degli uomini vengono da Marte, le donne da Venere, in realtà io trovo che ci sia anche una differenza anche di approccio mentale tante volte. E una cosa che dico spesso è che, per esempio, sempre in una visione di parità di genere effettiva, tante volte noi donne ci dobbiamo mettere i pantaloni per arrivare ai posti di comando. Sarebbe bello che questo non succedesse, però purtroppo appunto la società con i suoi stereotipi atavici ci porta anche a questo. Ecco, secondo me noi donne abbiamo una sensibilità diversa su alcune cose, delle modalità diverse ed è giusto che ci siano le nostre modalità come le modalità dell'uomo, perché secondo me insieme si fa la famosa sfera, anche se siamo molto, molto diversi. Ecco, io credo che poi le diversità possono sicuramente aiutare e in questo senso ci debbano essere. Una società di tutte donne, una società di tutti uomini, secondo me, a parte sarebbe noiosa, ma non porterebbe da nessuna parte, c'è bisogno proprio di entrambe le cose, secondo me. Laura. Sì, io sono totalmente d'accordo, cioè la differenza c'è, non c'è solo dal punto di vista biologico, c'è anche dal punto di vista ancestrale, cioè banalmente io nasco donna e nasco sapendo che potenzialmente potrò avere 9 mesi in grembo un bambino. Questo determina la mia vita, la determina in moltissimi modi differenti rispetto all'uomo. Poi la società può cercare di compensare a queste differenze, nel senso di rendere alla donna il percorso un po' più semplice, ma rimane che il punto c'è, quindi è inutile negare le differenze. Quello che non ci deve essere sono, come dice Micaela, certi stereotipi che riguardano anche il maschio. Perché questo fatto che i bambini siano stati cresciuti per anni con l'imprinting, ma tu devi essere quello forte, tu devi essere quello che non piange mai, tu devi essere quello che vince sempre, tu devi essere quello che regge tutto e tutta la famiglia. No, calma, rilassati, così come le donne si sono slegate dall'emancipazione, dallo stereotipo, emancipandosi e quindi prendendo anche loro in mano la loro vita, soprattutto dal punto di vista economico, così deve essere consentito anche al maschio di poter essere fragile, poter piangere qualche volta e non essere necessariamente lui che si fa carico di tutti i problemi familiari. Ecco, questa secondo me è la chiave, cioè le differenze ci sono, quello che non ci deve essere è una responsabilizzazione di ruoli che poi sono gabbie, non solo per le ragazze, ma anche per i ragazzi. La crisi del maschio che vediamo attraversare è anche un po' dovuta a questo, perché nel momento in cui il maschio va in crisi perché vede che la donna ha preso i suoi spazi e gli è stato detto per secoli guarda che quegli spazi erano tuoi, il maschio va in crisi. Non sto giustificando il maschio violento, sto dicendo che va capito anche il maschio da questo punto di vista. Quindi la lotta allo stereotipo si fa sia per le donne sia per gli uomini. Esiste ancora l'amore? Lo so che qua adesso stiamo un po' marzullando, però a questo punto lo vorrei sapere da voi due. Un po' marzullando. Mamma mia. Senti, Michaela, hai cominciato tu dicendo io mi pongo le domande. George Bernard Shaw diceva che ci vuole cervello a porre le domande. Non è il caso mio, è sicuro il tuo, però io ci sto provando. Fishing for compliments.
Beh, io sono innamorata dell'amore, quindi sono una che ricerca l'amore sempre in ogni cosa e ce l'ho nel mio lavoro, nelle cose che faccio per il volontariato, eccetera, eccetera. L'amore è difficile e lo dice una persona che è anche separata, quindi insomma ha ben da raccontare alcune cose e quindi vabbè, però io credo che esista assolutamente l'amore che vada aiutato, perché è molto difficile in questo momento a tutti i livelli, soprattutto per i ragazzi più giovani. Sto leggendo molti libri in materia e siamo tutti molto preoccupati di star bene, siamo molto chiusi in noi stessi, un po' egoisti ma in senso positivo, una volta lo si era meno, questo però rende difficili i rapporti di coppia perché appunto bisogna mettersi in gioco, rinunciare a una parte di sé e capire alla quale parte vogliamo rinunciare, ecco, tra virgolette, e poi che ci sia un motivo valido per tutto questo. Quindi penso che sia molto difficile ma molto bello anche. Laura? Io sono totalmente d'accordo con Michaela, l'amore esiste ma è la strada più difficile. Per esempio io personalmente riesco a percorrere con facilità quella strada quando si parla di amore per la collettività. Sono una persona credo molto idealista che riesce a esprimere l'amore nel senso dell'amicizia, della collettività, riesco a essere generosa per la collettività. Ho molta più difficoltà nei rapporti interpersonali perché mi rendo conto che quel genere di sacrificio mi è difficile. Anch'io sono separata e anch'io, io forse al contrario di Michaela che lo cerca sempre, quindi è generosa anche in questo, io sono un po' meno generosa nel rapporto di coppia, ad esempio, e questo mi rendo conto che è uno sbaglio, tant'è che cerco di educare mia figlia non solo all'amore collettivo, quindi al mettersi in gioco per la società, impegnarsi non solo per se stessi ma anche per il benessere generale, ma anche nel rapporto di coppia. Questa è un'altra chiave sui giovani. Io non sono un buon esempio, io sono stata egoista, sono un po' egoista nel rapporto di coppia perché è la strada più facile, perché ha ragione Michaela. Sai, da soli ci sta bene, alla fine, non devi rispondere a nessuno, non devi limitarti per nessuno, però ecco sto cercando di trasferire a mia figlia invece un concetto diverso, cioè che quella strada che è tanto difficile, però è la strada migliore, la più giusta. Sentite, siamo ormai verso la fine di questa trasmissione, però intanto credo che sia stata una grande trasmissione oggi. La cosa Veramente che livelli mi permetto... altissimi, dobbiamo dire che per questa radio noi abbiamo uno spazio veramente alto, grazie Antonino, grazie Michaela, davvero. No, grazie a voi ragazze perché è l'essenza stessa della radio avere la possibilità dello spazio e della riflessione. E ringrazio tra l'altro Michaela che ha dovuto fare le umane e divine cose per poter arrivare in orario qui. Questo vi svelo questo piccolo retroscena. Ma io sono convinto di una cosa, se mi posso permettere. Non c'è ancora, e forse questo potrebbe impedire tutta una serie di violenze e di cattiverie, non c'è ancora la capacità di ascoltare le donne. Gli uomini non sanno ascoltare le donne, perché molto spesso le donne hanno un disperato desiderio di parlare, o no? Forse non ci ascoltano nel modo corretto, ci sono vari modi di ascoltare, quindi sì, magari sentono ma non ascoltano, che è una cosa diversa. Questa è, certe volte... cioè per quote il timpano trasmette ma non arriva al cervello. Laura? Sì, poi certe volte anche le donne non ascoltano le donne, perché adesso non voglio fare sempre la solita polemica che sono, ma mi è capitato e mi è capitato anche nella mia carriera, no? Prima giustamente Michaela diceva certe volte le fautrici degli stereotipi sono le donne stesse. È un po' così, cioè certe volte anche noi non ci ascoltiamo. Io per esempio do questo esempio positivo che viene da un'altra banalità, però dalle banalità nascono le cose belle. Oggi guardavo, perché poi siamo anche tutti un po' sulla rete, e c'era questa bellissima Kate Moss che a 51 anni ha partecipato a una sfilata e il giornalista ha scritto Kate Moss 51 anni splendida e giustamente una donna sotto ha scritto ma scusami ma quando c'è George Clooney tu scrivi George Clooney 60 anni splendido? No, scrivi George Clooney splendido, mentre qua stai mandando il messaggio guardate ancora splendida nonostante abbia 51 anni.
l'ha detto una donna, mi è piaciuto, cioè lascia stare che io ne ho 54, quindi mi è piaciuto 2 volte, però mi è piaciuto, cioè ha notato una cosa importante, perché delle donne si dice guarda, nonostante l'età è bella, ma che ti frega, no? Dell'uomo non lo fai. Ecco, quando vedo quella rete femminile, quella solidarietà mi piace, non la vedo sempre, quindi ascoltare e ascoltarci, direi. Se posso permettermi, non sono 54, sono i secondi 27. Sì, ok. Attenzione, io la vedo come Gassman. Vittorio Gassman diceva ci vorrebbero 2 vite, una per provare, l'altra per andare in scena. Io ho 44 anni, ma in realtà sono i secondi 22. Spero di averne ancora 22, ma con altri 22 precedenti di fallimenti ed errori accumulati. Almeno spero di non fare assai cazzate in questi 22 anni di nuovo. Michaela, te come la vedi? No, assolutamente concordo. Spesso tra noi donne c'è anche molta competizione, purtroppo, e questa non ci aiuta. Ma poi siamo veramente noi a boicottarci a volte, non ce ne accorgiamo. A volte veramente anch'io mi ritrovo a pensare, dico, oddio, guarda come ho pensato. E quindi bisognerebbe sempre fare questi famosi 5 secondi per riflettere prima di parlare, innanzitutto, ma in ogni momento, non solo in questo caso. Però sì, e quando però, e questo lo dico sempre a favore anche mio di quello che stiamo facendo, quando però le donne capiscono che forse ci si può aiutare e tutte possiamo cambiare lo stato delle cose, ognuna facendo qualcosa, credo che siamo una valanga rosa, diciamo, imponente e importante. E lo sto vedendo perché appunto stanno cambiando molte cose. E anche nei convegni vedo che finalmente vengono invitate anche delle donne, non spesso, però si sta cominciando e quindi diciamo che siamo sulla strada giusta, c'è ancora tantissimo da fare e io spero che il mondo della politica, ma ne sono sicuro, ci sosterrà e ci aiuterà e troveremo una quadra, ne sono certa, anche perché ci sono tante donne anche in politica e io apprezzo le donne in politica perché penso che sia la cosa più difficile, conciliare tutto, e la politica spesso è molto maschilizzata, è molto cattiva con le donne e quando c'è da attaccare una donna la si attacca, ecco. Quindi credo che, io lo dico spesso, tra l'altro col cantiere abbiamo organizzato anche una scuola di politica 2 anni fa, vogliamo farla ripartire, che era un riappassioniamoci alla politica, e avevamo posto come, diciamo, obbligo il fatto che ci fosse il 50% di donne come alunne, proprio perché vogliamo che le donne si sporchino anche un po' le mani con la politica, altrimenti è facile parlare e dire dobbiamo fare e poi non metterci in gioco. Io sono una donna d'azione, credo che bisogna fare oltre che parlare, ecco. Anche perché le donne alla Costituente furono appena una ventina. E in quella ventina, tra l'altro, nella commissione dei 75 ci fu un padre costituente che poi sarebbe diventato presidente della Repubblica, il quale disse che secondo lui, in sede di stesura della Costituzione, le donne non avrebbero dovuto avere accesso alla magistratura perché non avrebbero avuto, datasi la loro emotività, la serenità per giudicare i vari casi in tribunale. Io ho visto fior di PM condurre indagini antimafia che non hanno paura di niente e di nessuno, specie alla Mezzia Terme, dove c'è stato di recente un grosso processo contro l''ndrangheta, per cui credo che quel padre costituente si stesse sbagliando non poco. Laura? Sì, assolutamente, e faceva 2 errori quel padre costituente: denigrava le donne, le loro capacità, come dire, una non può, come i musulmani che qualche volta dicono, quelli estremisti, non farti operare da una donna chirurgo, no, perché l'emotività, non diciamo stupidaggini, e poi negava anche un diritto all'uomo, cioè di avere emotività. Cioè non solo le donne hanno emotività, ma sono in grado di portare avanti il loro lavoro con grande lucidità, ma anche gli uomini hanno diritto a avere l'emotività, ecco. Allora, siamo alla fine. Michaela, tu conosci il mondo del rugby, quindi questo è il terzo tempo. Che cosa c'è da aspettarsi, che cosa c'è da augurarsi per voi donne? Ma c'è da augurarsi di fare squadra e c'è da augurarsi di parlare, di fare rumore, alzare la voce quando siamo, perché poi noi donne parliamo,
adesso sto generalizzando ovviamente, solitamente parliamo quando abbiamo qualcosa da dire e quando ci documentiamo, ecco. Questo secondo me molto più degli uomini, ecco, se posso fare una piccola osservazione polemica. È importante che parliamo, innanzitutto tiriamo fuori la voce per dire quello che crediamo sia corretto, anche andando contro a volte appunto quelli che sono gli stereotipi o le modalità, il modus operandi di tutti i giorni. Quindi io mi auguro questo, che piano piano insieme si possa fare questa, noi abbiamo detto, una scelta gentile, no? Con la gentilezza, anche con le nostre modalità possiamo arrivare dove vogliamo arrivare, sostenute però anche dagli uomini, perché è inutile che parliamo solo tra di noi, cioè dovete esserci anche voi a sostegno perché ci credete, però questa è la cosa fondamentale, quindi dovete forse mettervelo nella testa che è necessario che tutti assieme cerchiamo di migliorare la nostra società, di renderla paritaria, perché in realtà insomma ne viene qualcosa di buono anche a voi, non solo a noi, ecco. È quello che penso anch'io. Laura? Io penso, come dico sempre, che ogni politica fatta per le donne è una politica per la società, quindi è interesse di tutti portarla avanti. E Antonino, tu sei un esempio di quegli uomini che si sopporta a me una volta a settimana in cui parliamo esclusivamente di temi femminili e il tuo punto di vista è importante e spesso anche illuminante. Quindi sì, ha ragione Micaela, lo diciamo sempre anche noi, questa battaglia si fa insieme ai maschi. Bene, allora, grazie a voi per il vostro tempo. Noi ci ritroviamo il 31 marzo, sempre alle ore 15, sulle magiche onde di Radio Libertà. Ci salutiamo con un pezzo di Grace Jones, La Vie en Rose del 1977. Grazie per essere stati con noi, grazie a Micaela Faggiani, presidente. Grazie all'onorevole Ravetto. Grazie del Cantiere delle Donne, grazie a Laura Ravetto. Ciao Micaela, grazie di essere venuta con noi. Ciao Antonino. Di nuovo, se avete voglia ci si sente la prossima settimana oppure alle 18 con Zoom. Grazie a tutti, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. A più tardi.